Wow, siamo live ragazzi. Allora, è sempre un casino capire come funzionano 'ste benedette live su YouTube, perché cercavo di fare tutto dal computer, ma poi ho capito che la mia camera del computer non è la migliore e quindi farò tutto da qua, dal cellulare. Comunque, chissà se mi sentite, non durerà tantissimo questa live, era principalmente per aggiornarci, fare degli aggiornamenti riguardo al mio lavoro, riguardo a ricerche scientifiche, riguardo al dolore cronico, al lavoro di Sarno, okay, tutto questo. E in particolare riguardo al nuovo programma Neurobalance di gruppo, che qualcuno di voi magari ha già visto sul mio sito web. Penso che se sei qua probabilmente mi conosci un po', conosci cosa faccio e conosci di cosa mi occupo. Se non mi conosci te lo spiego brevemente. Dal 2021 circa, dopo essere riuscito a guarire da un dolore cronico che mi portavo dietro da almeno 4-5 anni, dolore cervicale, dopo essere guarito da un metodo, un approccio che ti dirò magari tra pochissimo, ho deciso di intraprendere questa divulgazione di questi approcci su YouTube e insieme a YouTube farlo anche in parte clinica dal vivo con la fisioterapia che già abbracciavo prima. Quindi fare una pratica online di divulgazione e una pratica live diretta sul paziente con le mani o comunque dal vivo. Il mio approccio è un approccio multidisciplinare, un approccio olistico al dolore cronico. Mi occupo principalmente di dolore cronico, o esclusivamente di dolore cronico, a meno che magari tra amici, tra parenti, tra conoscenti, magari c'è sempre quello che mi chiede magari un parere su dopo un infortunio al ginocchio, piuttosto che un infortunio diciamo a livello sportivo. Però la mia passione è sul dolore cronico. In primis perché ce l'ho avuto io e proprio mi interessa in generale la medicina integrata, ovvero quella che integra non solo il corpo come strumento di guarigione, ma soprattutto anche la mente e tutto quello che sta al di fuori di noi. Energia, spiritualità. Secondo me pochissimi professionisti riescono a integrare tutto insieme, perché è estremamente difficile parlarne, perché per un fisioterapista in primis la prima cosa che uno pensa è che usa le mani e si fa i massaggi, quindi quando uno si presenta e dice sono fisioterapista, alla fine si aspettano un massaggio, si aspettano un esercizio fisico e in particolare una routine fisica, e io sul mio dolore cervicale non ho avuto delle routine fisiche che mi hanno aiutato a guarire, anzi tutto il resto, tutta la parte più mentale, più psicologica, più emotiva, più energetica, mirata quindi poi al sistema nervoso centrale, che poi tutto il mio canale mira su questo, sul sistema nervoso centrale. Adesso ragazzi io non so se riuscite a vedermi, se riesco a vedere la vostra chat, spero di sì. Fatemi vedere un attimo. L'iChat, okay. Ehm, Non so se riesco a vedere le chat ragazzi. S Se mi scrivete qualcosa probabilmente lo vedrò in chat, altrimenti tra qualche minuto magari faccio una pausa e vado sul benedetto computer a capire se ci sono delle domande da parte vostra. Quindi, ricapitolando, questo è stato il mio percorso: dolore cronico al collo, poi ho scoperto la teoria di Sarno, la teoria del dottor John Sarno, che diceva che le emozioni e la parte emotiva creava e perpetuava il dolore cronico, che sia al collo, che sia alla schiena, che sia ovunque nel corpo,
E quando ho iniziato a leggere queste informazioni, in particolare il libro di Sarno, uno dei libri di Sarno, che divulgo spesso nel mio canale e nel mio sito web, che lo trovate su internet, si chiama su Amazon, guarire, mi sembra si chiama in italiano, curare il dolore, guarire, curare la mente e guarire il dolore, qualcosa del genere. E da là, okay, meno male, c'è una persona che mi ha scritto: "Anna ciao, grazie, adesso vedo finalmente la chat". Dopo questo libro, il mio dolore è praticamente quasi svanito. È svanito così, dal nulla quasi. Dici: "Cavolo, com'è possibile che la parte cognitiva, la parte mentale mi abbia guarito, mi abbia aiutato così tanto su un dolore al collo che mi portavo da 5 anni". Quindi, ovviamente, tutte le persone che poi mi hanno conosciuto hanno visto, hanno letto il libro e si aspettavano gli stessi risultati su di loro. Chi li ha avuti per un periodo, chi non li ha avuti, chi ha avuto semplicemente una sorta di speranza, che già fa, su problematiche croniche di anni, ma parliamo decenni a volte, no? Quindi questo è stato l'approccio iniziale nel 2021 con l'approccio di Sarno, che era principalmente educativo, capire come la connessione di mente-corpo e poi la parte, diciamo, che è arrivata dopo Sarno, nel mio caso negli ultimi anni con la nuova neuroscienza del dolore, è arrivata tutta la parte più di stimolazione del nervo vago, dei nervi vaghi, attraverso esercizi particolari degli occhi, della bocca, esercizio fisico, diciamo capire che il sonno può essere un fattore molto preponderante per i dolori cronici, la terapia psicologica, quindi la psicoterapia con l'approccio BVRT, che è un approccio diverso da tutte le psicologie che trovate fuori. Quindi ho aggiunto cose a quelle che già Sarno diceva. Ciò cosa vuol dire? Che non è che quello che Sarno diceva non funziona più, perché comunque le basi sono sempre quelle, capire che il tuo dolore arriva da un periodo molto forte di stress che hai accumulato, somatizzato dentro il corpo. Diciamo somatizzare vuol dire che il tuo sistema nervoso è andato a accumulare energia che non ha poi usato, non riesce a usare e quindi rimane bloccato, rimane contratto, okay, il corpo. E tutto arriva, secondo me, per la mia esperienza, da paura, stress, ansia. Questa è la principale problematica. Può essere che tutto è arrivato anche da un periodo traumatico, magari un evento molto forte, esempio un incidente stradale, esempio un lutto in famiglia, un periodo molto stressante e traumatico, che può essere psicologico o fisico. Tutto questo si è andato a accumulare fino ad un punto in cui il sistema nervoso non ce la faceva più e di riflesso l'unico modo che ha il corpo per farti capire che non ce la fa più è di darti dei sintomi. Sintomi che poi diventeranno persistenti, molto difficili da diagnosticare come a livello diciamo medico, perché sono microcontrazioni, sono microinfiammazioni, sono dolori che molte volte sono soggettivi, sono dolori che molte volte dalla parte del medico, un medico non esperto, comunque non aggiornato, ti va quasi a deridere e dice: "Ma, signora, signore, è solo un po' di stress, si vada a fare, una sauna, un bagno turco", robe così, cioè ti dicono a volte delle soluzioni banali su una problematica molto complessa. Ehm, quindi questo è stato, diciamo, il trascorso da Sarno alla neuroscienza di oggi. È cambiato tantissimo. Sarno, questo dottore statunitense che aveva capito che c'erano delle connessioni, non aveva a disposizione tutta la nostra neuroscienza di oggi. Aveva intuito e il suo intuito ha centrato molto
il problema. Il problema del fatto che c'erano delle micro contrazioni nelle persone che soffrono di dolori cronici, micro contrazioni proprio in quelle zone del corpo dove appunto non fluisce ossigeno, non fluisce energia. Nella medicina cinese la chiamano Qi, ok? Il Qi. In India la chiamano prana. Questa energia non sta fluendo, questo è il problema. Quindi tutto quello che sto facendo lo sto facendo attraverso l'aiuto anche di uno psicoterapista, due psicoterapisti che mi aiutano nella parte mentale, nella parte più traumatica, nella parte del paziente che ha problemi di ansia molto molto potente riguardo a pensieri ossessivi, pensieri che sembrano non uscire mai, non andare mai via. Io mi occupo più della parte più corporea, più di esercizio fisico, più della parte di stimolazione del sistema nervoso parasimpatico. Il nervo vago, se ne parla tantissimo, ma non è solo il nervo vago che è uno dei nervi più importanti che abbiamo per il relax del corpo. E tra l'altro non è solo uno, sono due, ma tutta la parte dei nervi craniali, quindi degli occhi, del viso, la parte del trigemino, tutti questi nervi che vanno nella parte diciamo del cranio, che escono dalla parte nervi craniali, se stimolati possono darti del beneficio nel breve e nel medio termine. Ok? Una delle domande che mi è stata fatta da una mia ex paziente che soffriva appunto di fibromialgia, soffre ancora di fibromialgia, che tra l'altro è un'etichetta che sto dando. Fibromialgia vuol dire semplicemente algia, fibro, dolore alla parte fibrosa, che può essere muscolare, tendineo, osseo. Okay? Questo vuol dire che molte volte sembra una parolona molto grave, no, da dire. Invece in realtà vuol dire questo, e non la sto sminuendo, ma è la regina dei dolori cronici, secondo me, perché prende poi tutto il corpo. E lei aveva fatto la parte di Sarno, aveva seguito il mio primo approccio di Sarno con altri miei approcci psicoterapeutici. Sono mesi che non sta avendo, diciamo, dei risultati concreti. Sì, ha avuto degli alti e bassi, ha avuto delle piccole vincite, però non ha avuto i risultati che voleva fino alla fine, no? Quindi ecco perché negli ultimi mesi ho studiato, cercando di capire se c'era qualcos'altro in più che potevo dare in Neurobalance, e c'era la parte di nutrizione che ho sempre cercato di omettere, perché la parte di nutrizione l'ho sempre cercata di omettere. Perché molte persone che guardano nel mio canale o che cercano di capire qual è il problema del dolore cronico, prendono tutto come se il corpo dovesse essere aggiustato in qualche modo, senza capire che la prima problematica del dolore cronico è la paura e l'ansia, in generale, è del proprio dolore, perché ho dolore magari è un tumore, magari è una malattia autoimmune, magari c'è qualcosa che non hanno trovato e sto morendo tra 6 mesi, magari tutto sto magari, no, cioè tutte problematiche potenzialmente dannose che creerebbero un casino nella nostra vita. Questo che è il problema, no, il principale. Paura del nostro dolore, paura della nostra vita futura e presente, paura che sia qualcosa di troppo grave, quindi dobbiamo lavorare su quello. La parte di Sarno appunto spiegava che non c'è bisogno di aver paura per il proprio dolore, perché è semplicemente una protezione del corpo. Quindi capendo come ricalmare il dolore guardatelo come se fosse un piccolo bambino che dovete accudire nuovamente, parlandoci, crescendolo nuovamente. Lui ha avuto dei traumi, ha avuto delle esperienze traumatiche nel passato,
voi dovete riaccudirlo. Lo si può riaccudire attraverso esercizi di mente-corpo. Non si possono, un bambino non può cambiare da un giorno all'altro. Il dolore non può cambiare da un giorno all'altro se ha avuto un'esperienza traumatica. È vero che puoi sostenerlo con delle pratiche che giornalmente, settimanalmente, mensilmente dovrebbero portarti verso una risoluzione del problema. Ma ci sono tutte quelle altre parti di nutrizione che ti stavo per dire, che dovrebbero già essere là in supporto di questo lavoro sulle emozioni, sull'ansia, sullo stress, no? E la nutrizione, il metabolismo in particolare, che è uno degli elementi centrali adesso di Neurobalance, è quello di dare supporto al corpo e alla nostra mente attraverso una dieta, un approccio terapeutico bilanciato di pochi zuccheri, veramente pochi zuccheri, anzi 0 zuccheri raffinati e tanti grassi e moderate proteine. Questa è la dieta chetogenica o la dieta low carb. Questa dieta, badate, perché questa è una cosa molto importante, non è la risoluzione del dolore cronico, cioè perché non è così semplice che semplicemente una dieta va a curare il dolore cronico, soprattutto per mia esperienza, perché io ho avuto emicrania, ho avuto cervicalgia, ho cambiato diete gluten free, povere di zucchero, le ho cambiate, ma non aveva dato un supporto al mio dolore. Forse qualcosa, quindi va a diminuire la microinfiammazione, ma se noi pensiamo proprio ad infiammazione, a energia, ok? Stiamo lavorando su energia. Tutto alla fine modifica questa energia interna. Il sonno, la meditazione, la nutrizione, però il problema è quell'energia. Poi come ci arrivate a modificare quell'energia attraverso varie tecniche, l'importante è che ci si arriva, no? Però se guardiamo dal punto di vista olistico tutto quello che un essere umano ha bisogno, dobbiamo guardare questi grandi fattori e la nutrizione è un fattore. Non è la risoluzione, è un fattore, ok? Perché la risoluzione è la diminuzione della paura, della diminuzione dell'ansia. Non è possibile che mi dite io non ho paura perché se io ti dico tu sei in ansia per qualcosa, tu stai cercando di controllare qualcosa nella tua vita e non puoi controllarlo, quella è ansia, quella è paura, ok? Quindi tutti le persone che soffrono di dolori persistenti hanno paura. Vogliamo chiamarla paura, vogliamo chiamarla ansia, chiamiamola come la vogliamo, e la nutrizione low carb chetogenica può supportarti non nella diminuzione della paura, ma nella diminuzione delle microinfiammazioni. Quello sì. Esempio, facciamo un altro esempio, il movimento fisico. Il movimento fisico può diminuire la paura? Può diminuire la paura? No, può supportarti nel lavoro di ribilanciamento del sistema nervoso, che poi, ovviamente dandoti degli ormoni benefici, annientando quindi il cortisolo, va poi a farti sentire leggermente meglio, quindi la tua paura, quando ti senti un pelino meglio, dovrebbe diminuire. Molte persone però la paura è talmente alta che non riescono a muoversi perché hanno paura di muoversi, perché hanno paura di mangiare qualsiasi cosa, perché non dormono più, perché hanno problematiche in famiglia, relazionali, perché il dottore o il medico di Pinco Pallo gli ha detto che quella roba se la deve tenere. Tutte queste paure ovviamente sono il problema di ogni paura. Quindi andiamo su ogni paura e capiamo come smontare ogni paura. È difficile fare tutto da solo, ecco perché il Neurobalance dopo anni ha cercato di entrare su ogni fattore preponderante e lavorandoci su. Ovviamente
il programma è un programma lungo che è da fare anche in autonomia e che è dispendioso sia di tempo che ovviamente di costi, perché quale persona, quale percorso lì fuori ti segue per 2 mesi ogni settimana con 1 o più terapisti su vari fattori? È veramente difficile trovare questo tipo di soluzione. E Neurobalance di gruppo, che lo chiamiamo Neurobalance Circle, sta arrivando per quelle persone che non riescono a sostenere ehm, una spesa molto alta o alta, dipende dalle persone, perché non ha risorse, okay? La risorsa unicamente che ti serve per entrare in Neurobalance di gruppo è la risorsa di tempo, perché quella non cambia mai. Molti dei dettagli di questa terapia di gruppo che faremo per la prima volta sarà data nella masterclass della prossima settimana, di giovedì 15 di maggio alla sera 20, 20 e 30. Per entrare in questa masterclass, che lì lanceremo il Neurobalance di gruppo dandoti più informazioni su quando saranno le sessioni settimanali, perché ci saranno delle sessioni settimanali da fare di gruppo. Ti posso dare già delle piccole notizie, non ti posso dire tutto, ma ci saranno disponibili solo dai 2 ai 5 posti. Quindi è un percorso di gruppo dai 2 ai 5 posti, quindi un gruppo di massimo 5 persone, minimo di 2 persone. Perché ovviamente vogliamo seguire le persone in modo ottimale. Ogni settimana ci sarà una sessione la sera con me e eventualmente un'altra sessione alla settimana con la psicoterapista. La psicoterapia è sempre di gruppo, perché la BWRT, la Brain Working Recursive Therapy, lavora anche di gruppo. Ora, se volete sapere di più sulla Brain Working Recursive Therapy, andate sul mio sito web, bensenotherapy.com, e andate sul menu servizi, anzi il metodo Neurobalance, lì vedete cos'è la Brain Working Recursive Therapy, che è una terapia che usa la neuroplasticità del nostro cervello per modificare le reazioni a dei pensieri. Non è un'ipnosi, non devi parlare col terapista, ecco perché si può fare di gruppo e ci saranno almeno 5 sessioni di gruppo, live, in diretta. Sarà tutto in diretta e avrete accesso anche al Neurobalance, al mio portale, dove normalmente le persone entrano per vedere settimanalmente gli esercizi da fare, così da riprogrammare insieme il nostro sistema nervoso e riportarvi alla vita che volete. Quindi l'obiettivo ovviamente è la diminuzione dei sintomi, ma il primo obiettivo è quello di riprendere un'attività fisica, riprendere un'attività sociale. E quante persone lì fuori, cioè che mi state guardando, non fate più delle attività a causa della problematica in cui siete? Ovviamente se dormi male la mattina, il pomeriggio sarai molto stanco, ovviamente il dolore è influenzato dal sonno, ovviamente le emozioni sono influenzate dal sonno, diventa tutto un circolo vizioso. Ora, quale problema qui uno poi pensa di avere? Se ci sono tanti fattori che mirano a un problema, che è il dolore. Quindi vi ho parlato di sarno, vi ho parlato di metabolismo, vi ho parlato di il metabolismo. Tutto questo ovviamente andremo nella masterclass di giovedì 15 nel dettaglio. Prima che mi dimentico, sotto qui metterò nei commenti o da qualche parte il link per entrare nella lista di attesa di Neurobalance di gruppo, che vi potete candidare, perché vi ho detto ci sono dai 2 ai 5 posti. Prendiamo le candidature, quindi entrate nella waiting list, nella lista di attesa,
Partecipate alla masterclass di giovedì 15 alle 20:30, che ovviamente potete parteciparvi se vi iscrivete alla waiting list e trovate poi il link dentro, che manderò nelle prossime giornate. Però nella waiting list ci potete entrare già oggi. Anzi, entrateci oggi perché non dovete poi aspettare, l'ultimo giorno. Una volta che facciamo questa masterclass, lanceremo il programma che inizieremo tutti insieme il 21 maggio, okay, questo gruppo che selezioneremo, perché voi vi candiderete, selezioneremo, massimo 5 persone da quelle candidature, in base ai vostri sintomi, in base alla vostra storia. Quindi iniziamo tutti insieme il 21 maggio e finiamo tutti insieme l'11 luglio. È un percorso di 8 settimane dove le persone possono essere seguite in gruppo, un gruppo piccolo, non è personalizzato ovviamente, perché se volete essere unicamente seguiti in modo personalizzato non è il neurobalance di gruppo che vi serve il neurobalance personalizzato, che lì, anche lì abbiamo 5 persone al mese massimo che riusciamo a seguire. E lì vi potete sempre, insomma, dal mio sito web vi potete candidare anche là, perché ovviamente è tutta candidatura. È un percorso talmente molto intenso e diciamo, del tutto deve essere fatto in modo personalizzato, okay? Neurobalance di gruppo non è personalizzato, ma essendo un piccolo gruppo riusciamo a seguire poi tutti insieme nella singola sessione, okay? Poi tutte le domande eventualmente potete farmele qua sotto, o nella masterclass di giovedì 15 che ehm, vi vi invito ad avvenire, perché faremo anche degli esercizi insieme di stimolazione del nervo vago in modo insolito, perché tanti parlano di respirazione. Sì, la respirazione è importante, ma ci sono dei particolari 4, 5 nervi craniali che possono essere stimolati attraverso gli occhi, attraverso il sorriso, attraverso l'apertura delle sopracciglia, attraverso l'humming. L'humming cos'è? Questo humming, questo suono che va a rilasciare nitrossido di ossigeno. Questo nitrossido di ossigeno va ad aprire, dilatare le vie cardiovascolari in modo che il sistema va in rilassamento, no? E la respirazione fa la stessa cosa. La respirazione lunga, espirazione di buttare fuori l'aria per il doppio dell'ispirazione, anche questo rilassa il sistema nervoso. Quindi vedi, ci sono delle pratiche sia mentali, attraverso la meditazione e la psicoterapia, che corporee. Non possiamo dividere mente e corpo mai più. La mente è una, è tutto, e il corpo è tutto. Ok? Quindi il 21 maggio si inizia, l'11 luglio si finisce insieme di questo neurobalance di gruppo. Questa alla fine era perché volevo darvi la live, volevo fare questa live proprio anche per darvi queste piccole news, perché finalmente dopo mesi siamo arrivati a queste date, 21 maggio inizio, l'11 luglio la fine, 8 settimane. E niente, quindi iscrivetevi alla masterclass e lo potete fare attraverso il link che metterò qua sotto o andate direttamente sul mio sito web. Nella parte di servizi troverete Neurobalance di gruppo, iscrivete alla waiting list e da là entrate anche da lì. Ecco. Un'altra cosa che volevo dirvi, perché ogni tanto arrivano queste domande nei commenti di YouTube, parlando di ernie e posture, ok? Allora, parliamo di discopatie, parliamo di problematiche ossee, di artrite, parliamo di problematiche abnormalità, chiamiamole abnormalità. Parliamo di postura, che è la cosa più semplice, così togliamo questo problema, questo mito la postura crea problemi. La postura nei dolori persistenti
non è il problema, è una conseguenza. La postura è una conseguenza di uno stato di malessere, di uno stato chiuso, energetico chiuso. Quindi quando noi ci apriamo con una postura aperta, dritta, il nostro mood, il nostro umore già cambia. Ma non è che è la risoluzione di un problema di dolore cronico, ok? Perché molte persone ti avranno detto: ma se stai sempre al cellulare con la testa chinata, avrai sempre dolore. Questo io pensavo che fosse quello il problema mio alla cervicalgia per 5 anni quando facevo un lavoro d'ufficio, ok? Perché io ero un informatico prima di fare questo lavoro. E pensate quanto è un informatico sta al computer, quindi ho pensato magari è veramente questa posizione al computer. Oggi sono al computer forse anche più di prima e non ho problemi. Quindi la postura, ragazzi, non è il problema, non c'è nessun studio scientifico che ci dice che il dolore cronico, ovunque tu ce l'abbia, è causato da una postura scorretta. Non esiste postura scorretta e non esiste postura corretta. Ogni persona ha una sua postura. Ovviamente dopo nell'età questa postura va a cambiare, no? Cioè è normale che a volte uno va a chiudersi, dipende poi dai traumi che ha avuto, anche fisici, ok? Ma la postura non è il problema. Potrebbe aggravare la problematica, potrebbe essere una conseguenza di quella problematica di dolore, ma non è la causa. Un'altra cosa che mi sono scritto è il ruolo dell'ansia e della paura. Il ruolo dell'ansia e della paura è proprio il problema principale, ok? Ora questa ansia o paura da qualche parte arriva, ogni persona ha differenti motivi per cui essere ansioso, per cui essere in paura. Ma tutti ce l'abbiamo e non è detto che ogni persona che ha ansia e paura ha dolore, ok? Magari c'ha un altro sintomo, fatica cronica, emicrania, vabbè quello è anche dolore, insonnia, un altro sintomo, intestino irritabile, un altro sintomo. Un'altra cosa che faccio una parentesi, in Neurobalance Group cercheremo di selezionare le persone che hanno più o meno problematiche simili. Ok, quindi se abbiamo candidature di 10 persone che hanno problematiche di cervicalgia e altre 2 che hanno emicrania, molto probabilmente prenderemo quelli che hanno cervicalgia. Perché anche se il sistema nervoso è uno e la problematica è unica, perché l'ansia e la paura ce l'abbiamo tutti, è più facile attraverso esercizi, magari di visualizzazione piuttosto che di meditazione, lavorare con persone che hanno dolori simili, semplicemente quello. Non perché l'approccio è diverso. L'approccio di una persona che ha fibromialgia e una persona che ha dolore cronico alla schiena è molto simile. E secondo me la persona che però ha dolore cronico alla schiena ha più facilità a riequilibrare il sistema nervoso, secondo me, perché è una problematica di fibromialgia, ha avuto una grande ipersensibilità del sistema nervoso che ci metterà ci metterà di più in media, per mia esperienza, di una persona che ha dolore alla schiena. Anche perché probabilmente la limitazione, la disabilità è molto più forte e quindi ovviamente la paura e l'ansia è molto più forte. Le emozioni negative possono essere immagazzinate dentro il corpo e memorizzate e possiamo essere dipendenti dalle emozioni negative. Proprio così, come siamo dipendenti dallo zucchero, siamo dipendenti dalle emozioni negative. Se siamo dipendenti dalle emozioni negative, diventa talmente automatico quel pensiero che per noi diventa quasi inconscio poi avere questo atteggiamento. E questo una delle problematiche di chi tende ad avere problematiche croniche per molto tempo, di non credere più che ci sia una soluzione, perché abbiamo talmente perso fiducia in
anni di terapia con persone che miravano, terapisti che miravano unicamente a uno dei fattori del dolore, che non hanno preso in considerazione gli altri, e quindi la persona, in questo caso tu, ha perso totalmente la fiducia di qualsiasi terapista, perché dice non funziona niente, ho provato di tutto. E in realtà c'è sempre qualcosa in più che mancava, perché se sei arrivato fino a qua e non hai risolto la problematica, c'è qualcosa che stai mancando o qualcosa che stai evitando di lavorarci. Se la guardiamo dal punto di vista di ansia e paura, c'è ancora qualche automatismo di ansia e paura all'interno di te che non hai fatto affiorare su e non sei cosciente quindi della problematica, non sei consapevole quindi di quella paura. Il mio libro si chiama Il potere della consapevolezza, che tra l'altro è arrivato in formato cartaceo, ve lo faccio vedere. Vediamo un attimo se riesco a farlo vedere qui. Eccolo, che purtroppo è arrivato in una super è grande, perché la mia mano è così e vi fa capire quanto è grande, no? Quindi questo libro, che prima era in formato digitale unicamente, gratuito prima, adesso lo potete averlo stampato, il costo è molto contenuto ed è un modo per supportare anche il canale, tra l'altro, dove vedete perché parlo di consapevolezza, perché parlo di ansia e di paura. Non sono cose che mi sono inventato io, sono cose che ho sperimentato io, ma arrivano da scienziati, arrivano da neuroscienziati e da terapisti anche più grandi di me, anche molto più esperti di me. Quindi se volete scaricare e leggere Il potere della consapevolezza, ve lo consiglio, andate su Amazon o sul mio sito web e da lì troverete il libro. Il potere della consapevolezza, e scrivete Alessio Veneziano, lo trovate su Amazon. Questa è l'entrata in questo lavoro, e poi vi consiglio di leggere anche il libro del dottor Sarno, Curare la mente e guarire il dolore. Questi due libri vi fanno entrare in autonomia in questo percorso, se volete continuare in autonomia. Un altro libro che scrivere per guarire, parliamo di scrittura espressiva. Il dottor Sarno appunto aveva trovato questa idea del scrivere le proprie paure, le proprie ansie su un foglio senza farsi sconti di alcun tipo, e le proprie rabbie, in modo che vadano a essere processate dal cervello, così che non dobbiamo immagazzinare dentro il corpo, ma le lasciamo fuori su carta. E questo Scrivere per guarire è una guida che ho scritto io, molto pratica, non c'è praticamente quasi niente di teoria, perché la teoria sta principalmente nell'altro libro. E questa è una delle pratiche Scrivere per guarire che usiamo in Neurobalance. Mi ha aiutato tantissimo, ogni tanto la faccio, ora non ho più bisogno come prima, ma inizialmente quando avevo dolore cervicale non ho fatto la scrittura espressiva, avevo fatto principalmente lavoro di consapevolezza, ok? Che per molte persone non è abbastanza. Direi che circa il 50% delle persone, forse anche meno, riesce ad avere dei risultati con la consapevolezza, con la terapia educativa, che è una terapia, perché ti basta appunto quella paura. Però non basta per molte persone, perché hanno avuto dei traumi, hanno avuto altre problematiche molto difficili da gestire in autonomia, e quindi serve un altro supporto. Ma il supporto deve essere olistico e deve essere mente e corpo, e non dobbiamo sminuire niente. Vediamo se mi è arrivato una domanda. Allora, mancanza di obiettivi, difficoltà a trovare ed esprimere i propri talenti, insoddisfazione, eccetera, possono essere causa scatenante di dolore persistente? Okay, sì, assolutamente, questa è una buonissima domanda e mi hai aperto, grazie di avermela fatta, mi hai aperto una via verso il lavoro di identità.
quando soffriamo di dolori persistenti è come se avessimo perso la nostra identità. La nostra identità quindi è stata appresa dal dolore e tutto diventa un isolamento. E quindi questa mancanza di obiettivi certo che deve ritornare per ritornare ad avere una nuova identità, quindi quella identità che ha autostima, che non va a autosabotarsi, che ha voglia di creare, ha voglia di fare nuovamente. Ci sta la mancanza di obiettivi quando soffri di dolore cronico, è normale, no? La difficoltà a trovare ed esprimere i propri talenti. Io ero un problema di quel tipo, probabilmente tutto quella rabbia, quella contrazione, quell'ansia che avevo era perché stavo facendo un lavoro che non mi piaceva. Non mi piaceva quel lavoro che facevo e continuavo a farlo finché poi il mio collo non ha detto basta, c'è qualcosa che devi cambiare. Quindi il dolore ti sta dicendo c'è qualcosa che devi cambiare o c'è qualcosa che devi esprimere. E questa mancanza di obiettivi è proprio quello che è una delle cose che riprendiamo nel percorso Neurobalance, cioè chiedo sempre qual è l'obiettivo al di là del ritornare a stare bene dal punto di vista corporeo, c'è qualcos'altro che vedi dal di fuori dal tunnel che ti dice ok, voglio fare questo, voglio fare quel viaggio, quello è l'obiettivo. Noterai che la ripresa di quegli obiettivi e viaggiando su quella carreggiata del fare, invece che pensare, e invece del rimuginare i problemi negativi, è quella che ti porterà fuori da quell'identità del dolore, perché molte persone poi iniziano a lamentarsi del proprio dolore, iniziano a confrontarsi con persone che hanno dolore e immedesimarsi ancora di più in quell'identità del dolore. Quindi la parte sociale è molto importante, la ripresa della socialità, perché ci isoliamo troppo e questo isolamento non è qualcosa che si dice così tanto perché l'isolamento, quindi quell'isolamento che arriva dal punto di vista neurofisiologico, questi nervi craniali, quindi parasimpatici, quelli proprio facciali, quelli del trigemino, quelli craniali numero 10, il nervo vago, è sottostimolato. Guarda caso sono nervi che noi dovremmo usare per interagire con le altre persone ed è sottostimolato. Quindi riprendo su quello che hai detto, che c'era in questo commento, la mancanza di obiettivi, quindi idealmente dovrebbero essere obiettivi sociali, di fare qualcosa per te ma anche con le altre persone, esprimere il proprio talento assolutamente, cos'è che ti piace fare, fallo, perché fare qualcosa che non ti piace per tanto tempo potrebbe portarti a reprimere le emozioni, a abbassare, ad abbassare quella vocina che in realtà adesso questo dolore ti sta dicendo in modo molto violento, no? Insoddisfazione assolutamente così, assolutamente. Possono essere delle cause scatenanti, sì. Quindi detto papale papale sì. Sono 43 minuti ragazzi che sto parlando, quindi direi che è arrivato il momento adesso di chiudere. Se non ci sono altre domande, vi invito a questa masterclass di giovedì 15. Vi metterò adesso qualche cosa vi metterò in commento il link per l'iscrizione a questo Neurobalance, alla masterclass in primis, ma anche alla preiscrizione della lista di attesa di Neurobalance di gruppo, che sono comunque cose che vanno insieme. Se non vi volete iscrivere a Neurobalance di gruppo, condividervi, almeno vi siete visti la masterclass che è molto pratica e faremo degli esercizi insieme di stimolazione di questi del nervo vago o dei nervi craniali in modo molto diverso da quello che avete visto lì fuori, ok? Niente, grazie per essere rimasti fino a qua, veramente faccio questo lavoro principalmente perché ci sono persone dall'altra parte che mi guardano, mi ascoltano e mi sostengono. Per me è veramente un onore
fare questo lavoro e mi piace farlo. A volte dico se a volte penso: è veramente il modo giusto questo? In online, no, e farlo magari non farlo magari dal vivo, dall'altra parte dello schermo. E più vado avanti e più dico: "Sì, no, questa parte online è molto importante perché riusciamo ad arrivare su tantissime persone che non hanno accesso a queste informazioni che principalmente arrivano in inglese e poi dopo non ci sono i terapisti nel posto in cui vivete, formati con queste, caratteristiche di, terapia mente-corpo per i dolori persistenti. Secondo me è importante continuare online, certo che magari in futuro questo sarà diverso, secondo me ci saranno persone, terapisti molto più aperti a queste terapie rispetto ad oggi, perché più si divulgano queste informazioni, più studi scientifici si fanno, più evidenze si vedono. Io sono sicuro che questa è la soluzione per tutti, però non abbiamo tantissimi studi scientifici che hanno fatto neurobalance in primis. Ognuno ti dice magari fai SARM, fai la dieta, fai l'esercizio fisico, io del sonno, ma pochi hanno messo una terapia insieme così, ehm, e poi scientificamente provata. Questo non esiste ancora, quindi stiamo arrivando. Spero che magari in futuro, chissà, Neurobalance diventerà un metodo per uno studio scientifico qui in Italia o all'estero, vedremo. Perché non è nulla che mi sono inventato io, ho preso poi tutto quello che la neuroscienza dice e messe in un unico pacchetto. Grazie ragazzi ancora, ci vediamo martedì, anzi giovedì 15 per la masterclass o nei prossimi video YouTube, va bene? Un abbraccio a tutti. Ciao ciao.